Cambiamo pagina, oggi 19 marzo, San Giuseppe e anche festa del papà, una giornata tradizionale ancora sentita soprattutto dai bambini, anche se condita a volte di consumismo. Ma vediamo come la pensano i trevigiani, intervistati per noi da Valentina Martelli. Oggi sa cosa si festeggia? Cos'è, la festa del papà? Sì. E sa anche a che santo corrisponde? No, dire la verità, no. A San Giuseppe? San Giuseppe, va bene, giusto, colpo di amnesia. Fatto gli auguri a suo padre o... No, dire la verità non ho ancora fatto gli auguri a nessuno, ma adesso che me l'ha detto, provvederò. Sì, la festa di papà, vero? Sì. Gli hai fatto fare gli auguri anche se è piccolino? Ma veramente no, ma per l'anno prossimo? Quindi è una festa che senti? No, non proprio, no. È l'onomastico di mio marito, perciò. È solo l'onomastico di suo marito? Beh, è perché è la festa del papà. Secondo lei è una festa più ricordata adesso o lo era più in passato, più sentita? Più sentita nel passato. Perché? Perché secondo lei? Forse c'era più collaborazione della gente, più amicizia. Adesso forse è solo consumistica? Consumistica e la gente si distacca. Gli ho fatto un bel regalo oggi. Sì? Sì, gli ho regalato una statuetta con l'Oscar. Bellissimo, infatti io ho già fatto un bel regalo. Siccome fa fatica a piegarsi per calciare le scarpe, ho regalato un calciascarpe favoloso. Utile e dilettevole. Secondo lei è sentita adesso o era più sentita una volta questa festa? Cioè una volta era più sentita, dopo è andata giù, adesso sta ritornando di nuovo. Tutto sta a insegnare ai bambini che anche il papà conta. Le hanno fatti gli auguri? Sì, Si ricordano ogni anno? sì, mi hanno telefonato da Cortina. Secondo lei la festa era sentita più una volta o Sì, molto di più una volta. Era anche festa nazionale una volta. adesso quindi sono caduti certi valori secondo Certi lei? valori sono caduti in tutto e per tutto, purtroppo. Secondo te era più sentita quando tu eri giovane o è sentita anche adesso? No, è sentita anche adesso, dipende poi uno come è cresciuto anche nell'ambito della famiglia. Per me è sempre stata rispettata la festa del papà, la festa del mamma sono delle ricorrenze che diciamo possono essere anche tradizionali, ma se vengono rispettate e se uno ci crede non ci sono problemi, insomma. Grazie. Prego. Ciao.